Bentrovati al meteo. Anticiclone sull'Italia, tempo stabile ma con alcune insidie, nebbie anche fitte e problema smog. Il dettaglio di mercoledì 26 gennaio. Sul Veneto cielo in prevalenza nuvoloso in pianura con nebbie diffuse, in parziale dissolvimento in mattina e localmente in nuova formazione di sera. In montagna e sulle prealpi maggiori schiarite in giornata. Prosegue la fase siccitosa, le ultime precipitazioni degne di nota a livello regionale risalgono infatti a inizio gennaio ed ecco che dovremo fare i conti anche con l'elevata concentrazione di sostanze inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera. Quella di mercoledì sembra proprio essere la giornata peggiore in pianura padana. Un graduale miglioramento poi dovrebbe avvenire giovedì quando si avrà un certo rimescolamento dell'aria. Ma diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra -2 e 2 gradi, massime invece sui 3-5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche nube al mattino ma non sono previste piogge, ampio soleggiamento a seguire. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo risulterà terso e limpido. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.